Un saluto a tutti i nostri telespettatori, ben ritrovati, benvenuti a questa puntata di Comuni al Voto. Oggi abbiamo ospiti in studio i candidati sindaco al comune di San Donà di Piave. Ricordiamo, si vota il 26 e il 27 maggio e ricordiamo che la nostra trasmissione Comuni al Voto è una trasmissione assolutamente gratuita, una trasmissione che viene offerta appunto dal gruppo TV7 come servizio informativo appunto per permettere agli elettori di conoscere i candidati. È la volta di Gianluca Panto, Indipendenza Veneta. Allora anche per lei 1 minuto e mezzo per raccontarci chi è, cosa fa e perché si è candidato. Mi chiamo Gianluca Panto, ho 48 anni, abito e vivo nel Trevigiano insieme alla mia famiglia, mia moglie Emanuela e le mie 2 splendide ragazze. Ho scelto di candidarmi a San Donà di Piave perché il nostro movimento si è presentato alle amministrative un po' in tutto il Veneto e io ho chiesto esplicitamente al movimento di candidarmi a San Donà perché è una città che amo molto. Qui ci sono le origini della mia famiglia che risalgono, che hanno visto i propri primi passi imprenditoriali una 50ina d'anni fa, proprio nel confine tra la provincia di Treviso, la provincia di Venezia e San Donà di Piave, che è una zona che io ho frequentato fin da bambino quando venivo a trovare i nonni e i miei parenti, alcuni dei quali sono ancora in vita. Una città che amo molto. Questo gruppo di uomini e donne che sono nati attorno a Indipendenza Veneta sono un movimento molto aperto, di persone, di intellettuali, aperti all'Europa, aperti allo sviluppo, al progresso, alla cultura. È un movimento secondo me unico in Europa ed ho voluto dare ai cittadini di San Donà di Piave l'opportunità di poterlo conoscere e l'opportunità di lavorare su una piattaforma in cui io sono entrato con grande entusiasmo e attorno a me vedo un grandissimo entusiasmo che ci servirà per uscire e per riportare San Donà di Piave al ruolo che gli spetta. Con Gianluca Panto, anche per lei qual è il programma, quali sono le priorità per San Donà di Piave? Le priorità sono quelle di mettersi in contatto con i cittadini. La prima cosa che farò sarà rendermi disponibile tutti i giorni dalle 6 alle 7 del mattino a parlare con i cittadini. Sarà sufficiente che loro si mettano in nota e io ascolterò i loro problemi. Il secondo punto è il disagio socio-economico e la crisi economica. Io punto sul rilancio del manifatturiero. L'impresa deve essere messa al centro. Sappiamo che con un rilancio del manifatturiero che punta all'innovazione, sappiamo che per ogni euro investito nella produzione poi c'è un euro di ritorno in tutto il resto che riguarda terziario e attività connesse. Il centro della città si sta svuotando, questo è un problema un po' di tutte le città del Veneto allorquando sono state investite dai centri commerciali. I commercianti del centro devono essere messi nella possibilità di fare concorrenza ai centri commerciali, chiaramente perché la storia non può cambiare, però attraverso una rivitalizzazione del centro che prevede una chiusura di alcune zone e dare più visibilità commerciale all'interno della città si potrà fare praticamente concorrenza a quelle che attualmente sono i centri commerciali. Infine i giovani, noi sappiamo che c'è la possibilità di realizzare degli spazi di lavoro comune per portare dei giovani innovatori all'interno della città e consentire a loro di sviluppare delle idee nel settore digitale, che è l'unico settore in questo momento dell'economia che può essere in grande espansione. Panto, anche per lei, se dovesse essere eletto sindaco, cosa farà? I primi 100 giorni e poi l'appello agli elettori. Io penso che esco un attimo dalle argomentazioni locali e amministrative e parlo con il cuore ai cittadini di San Donà di Piave. Noi siamo una città di oltre 40.000 persone, che poi se mettiamo anche i comuni limitrofi abbiamo una massa di 70-80.000 persone se aggiungiamo Musile di Piave e gli altri comuni. Siamo in una situazione di litorale. La provincia di Treviso e la parte occidentale ed orientale del Veneto, quindi siamo un fulcro, siamo all'incrocio. Fino ad ora San Donà di Piave è stata una città che è sempre stata a torto in una situazione di provincialismo. Noi vogliamo uscire da questo provincialismo, non ce lo meritiamo. Noi cittadini di San Donà di Piave siamo molto più avanti, vogliamo portare
la nostra importanza a livello regionale e a livello nazionale, perché la nostra potenzialità industriale, turistica ed economica non è seconda a nessuno se andiamo a vedere i centri europei. Noi abbiamo presentato una proposta di legge in regione, sicuramente è stata approvata da una serie di altri comuni, che è quella di Indipendenza Veneta. Se anche il comune di San Donà di Piave l'appoggiasse, sarebbe veramente cascata. Io dico ai cittadini di San Donà di Piave di non perdere questa occasione. La storia apre delle finestre, è arrivato la possibilità di cogliere questo momento. Benissimo.